In anticipo rispetto agli anni scorsi è partita ai primi di ottobre la stagione della raccolta e frangitura delle olive, resa minore rispetto al 2017, ma la qualità sarà comunque buona. Inchiesta sul crollo del Morandi, iniziato a Genova l'incidente probatorio, sopralluogo dei consulenti e dei periti degli indagati nell'hangar dove sono custoditi i reperti del ponte. Centinaia di studenti degli istituti liguri hanno animato a Rapallo la tappa regionale del progetto Il futuro sottosopra, incontri e iniziative per pensare la scuola di domani. La Chiesa fa le sue domande dei giovani, domani l'apertura del Sinodo, al mattino la messa in piazza San Pietro, al pomeriggio il via ufficiale. Telepace seguirà entrambi i momenti in diretta. Riparte da Chiavari il rilancio della congregazione delle Suore Giannelline. La nascita della provincia italiana Madre Caterina Podestà prelude ad una rivitalizzazione dell'ordine religioso. Un confronto sull'immigrazione attraverso il racconto di chi la segue sul campo. Si è svolto a Sesti Levante, promosso da un gruppo di amici decisi a fare chiarezza sul tema al di là di tanta propaganda. Buonasera ai telespettatori di Tiguglio Oggi. Con i primi giorni di ottobre ha preso il via ufficialmente la stagione della raccolta delle olive. In anticipo rispetto agli anni scorsi i frantoi del Tiguglio hanno già iniziato la loro attività. La qualità dell'olio anche quest'anno si conferma buona anche se non con le rese degli anni precedenti. Sentiamo. Noi ci auguriamo senz'altro che la scia sia quella dell'anno scorso e che quindi otterremo un prodotto ottimale. Non so se sarà con la resa dell'anno scorso, che è stata ottima, però senz'altro il prodotto sarà più che apprezzabile. Parte con il piede giusto anche la stagione 2018-2019 dell'olio di oliva. In anticipo di quasi 2 settimane rispetto all'avvio tradizionale di metà ottobre, quasi tutti i frantoi del Tiguglio si sono già messi in moto per una frangitura delle olive che, complice il vento di queste ultime ore, sta già facendo registrare molte prenotazioni. La stagione si presenta abbastanza buona, soprattutto perché non c'è stata molta invasione di mosca olearia, per cui il prodotto è buono, non ha avuto bisogno di trattamenti per la mosca olearia, per cui il prodotto senz'altro sarà apprezzabile, sarà più che apprezzabile. Una resa che secondo le prime indicazioni si attesterà intorno al 16-20%, mentre lo scorso anno, complice il periodo siccitoso che aveva caratterizzato l'estate e il primo autunno, aveva raggiunto valori intorno al 22-25%. A fronte di questo però la qualità dell'olio si conferma buona. Per favorire questo però è necessario fin da subito mettere in campo alcuni accorgimenti che potranno evitare che si rovini il frutto prima della sua spremitura. Velocizzare la stesura delle reti il prima possibile, effettuare la raccolta più velocemente possibile in modo da ottenere, da portare al frantoio un prodotto qualitativamente valido. Tra le realtà operative in queste ore c'è il frantoio della Cooperativa Agricola Lavagnina, punto di riferimento per i soci e tutti gli olivicoltori della zona di Lavagna e non solo. Da quest'anno il servizio di frangitura offerto potrà contare su una nuova informatizzazione del sistema di prenotazione che garantirà tempi di attesa più brevi e una migliore ottimizzazione. Abbiamo informatizzato le prenotazioni in modo da ottimizzare il servizio agli agricoltori, che avranno il frantoio quindi a disposizione praticamente 24 ore su 24. Abbiamo potenziato anche le squadre operative, per cui saremo in condizione di soddisfare qualsiasi richiesta. La cronaca adesso, l'incendio boschivo che è interessato dalle prime ore di questa mattina nella località Acquafredda di Masso, nel comune di Castiglione Chiavarese, è stato spento nel corso del pomeriggio. Le fiamme, conferma il sindaco Giovanni Colorado, hanno interessato in particolare il sottobosco, producendo molto fumo. All'origine un guasto alla linea della media tensione. Un pino si è abbattuto sui cavi, prendendo fuoco e lasciando senza corrente le abitazioni della frazione. Dalle 6 sono subito entrate in azione 2 squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Chiavari, supportate da una proveniente da La Spezia che con l'autobotte ha presidiato l'autostrada. Sul posto anche i volontari antincendio boschivo di Casarza Ligure e i tecnici dell'Enel per ripristinare la fornitura di energia elettrica. L'area interessata dalle fiamme è stata raggiunta utilizzando una strada di servizio accessibile dall'autostrada. Non è stato possibile l'intervento dei mezzi aerei a causa del forte vento che ha soffiato nel corso della giornata. I vigili del fuoco di Chiavari sono rientrati intorno alle 14:30. Al momento la zona è presidiata dai VAB di San Colombano e di Lavagna che stanno bonificando la zona.
E restiamo in Val Petronio perché si è svolta questa mattina nello stabilimento della Astore di Casarza Ligure l'assemblea dei dipendenti. All'unanimità è stato approvato un pacchetto di ore di sciopero che verranno messe in campo nei prossimi giorni. Obiettivo della protesta dei lavoratori è scongiurare la chiusura del polo produttivo della Val Petronio e il trasferimento di tutto il personale a Casella. Si attende anche nei prossimi giorni la convocazione dei consigli comunali in seduta congiunta di Casarza Ligure, Seste Levante, Moneglia e Castiglione Chiavarese. E andiamo invece a Genova. Adesso è iniziato il sopralluogo dei consulenti e dei periti degli indagati delle parti civili nell'hangar dove sono custoditi i reperti del ponte Morandi, crollato lo scorso 14 agosto, provocando la morte di 43 persone. Le operazioni di oggi, ha spiegato Luigi Gambarotta, consulente dell'indagato Antonio Brencic, ci serviranno a cristallizzare lo stato dei monconi e dei resti già catalogati dagli investigatori. Poi si vedrà. Quello di oggi è il primo atto dell'incidente probatorio che si concluderà tra 2 mesi. Intanto la candidatura di Claudio Gemme a commissario per il ponte di Genova è appesa a un filo e in alcuni settori della maggioranza viene data ormai per superata. A frenarla ci sarebbero i pareri negativi dei 5 Stelle su un ipotetico conflitto di interessi per la figura del manager di Fincantieri. Si starebbe quindi cercando un nuovo profilo anche tra i ruoli istituzionali e tra questi figurerebbe anche quello del sindaco di Genova Marco Bucci. Intanto il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha stanziato ieri sera i primi 19 milioni di euro sui 33,4 previsti per coprire le spese dell'emergenza a seguito del crollo. Lo ha riferito il Presidente della Regione Liguria e Commissario per l'emergenza Giovanni Toti in Consiglio regionale. E una buona notizia, sempre a Genova, giovedì verranno riaperte 2 delle 3 linee ferroviarie in Val Polcevera bloccate dal 14 agosto con immediati miglioramenti per il traffico merci e passeggeri. Saranno 82 i treni viaggiatori regionali che permetteranno i collegamenti diretti via ferrovia senza più dover cambiare mezzo di trasporto sulle linee Genova-Acqui Terme, Genova-Rivarolo-Busalla e Genova-Arquata-Novi Ligure. La linea sussidiaria rimane ancora bloccata ma il numero di treni in circolazione verrà garantito ugualmente su 4 invece che su 6 binari. Torniamo adesso nel Tigullio, parliamo di scuola. Si è concluso il progetto Futura Rapallo, il futuro sottosopra, 3 giorni dedicati al mondo della scuola digitale che ha coinvolto centinaia di ragazzi degli istituti della Liguria che a Rapallo si sono incontrati per discutere e riflettere sui temi dell'innovazione tecnologica e non solo. Sentiamo. Si parte da questo robottino per poi costruire robottini un po' più complessi. È proprio questo lo scopo della nostra attività, far vedere alla gente che da un robottino semplice come questo che si muove semplicemente avanti e dietro si può passare a robottini molto più complessi. Pensare e sognare la scuola del futuro, guardando attraverso la tecnologia di domani, ma passando attraverso la passione degli studenti di oggi. Con questo spirito, per 3 giorni Rapallo è diventata la capitale italiana della scuola, con il progetto Futura Italia del Ministero dell'Istruzione, che ha scelto la cittadina del Tigullio occidentale come tappa ligure di un tour itinerante tutto lungo lo stivale. Oltre a un centinaio gli studenti dei diversi istituti della Liguria che si sono messi alla prova in diversi ambiti, facendosi portavoce di una voglia di crescere che più che mai deve coinvolgere le istituzioni scolastiche. Abbiamo trattato argomenti che riguardano sia la fragilità della persona, ed è stato il tema di ieri, che quelli del territorio, che appunto sarà il tema centrale della giornata odierna. Fragilità e resilienza è stato il titolo scelto per la tappa ligure, che ha proposto percorsi ed esperienze per superare i limiti e rovesciare i rapporti tra territorio, conoscenza e tecnologie. Cuore centrale della 3 giorni di Rapallo è stata la maratona Civicac Liguria, dove 101 ragazzi, insieme alla loro creatività, si sono messi a lavorare in team per trovare soluzioni alle difficili situazioni del territorio ligure. Dovranno trovare una soluzione innovativa riguardo i problemi principali della Liguria, che in questo caso ne sono stati individuati 2, i principali, ovvero il fatto dei trasporti e del modo di spostarsi in Liguria anche in caso di alluvioni o di altri problemi che riguardano il territorio, e per quanto riguarda anche il secondo problema era quello sull'aiuto degli anziani, che qui in Liguria c'è una percentuale molto alta di anziani e spesso abitano in posti difficili da raggiungere o hanno molte difficoltà a causa appunto del territorio. In questo caso i ragazzi stanno cercando soluzioni che possono essere innovative ma allo stesso tempo fattibili.
E l'Istituto Caboto di Chiavari si è aggiudicata la partecipazione alla finale regionale del premio Scuola Digitale che si terrà a novembre nel corso del Salone Orientamenti di Genova. Nel corso della manifestazione svoltasi a Rapallo, gli studenti della quinta C hanno presentato un lavoro coordinato dalla professoressa Virginia De Marchant e Twinning Alcotra, incentrato sugli scambi studenteschi fra stati limitrofi. Sempre nel corso della manifestazione, la compagnia teatrale del Caboto, con la coordinazione delle docenti Francesca Lamarca e Iris Conti, ha presentato un estratto dell'opera Le avventure di Firolò, fiaba di Francesca Datri rivolta ai bambini ma soprattutto ai loro genitori, a quelli distratti, stanchi e stressati che non ricordano più di essere stati bambini. E restiamo a parlare di giovani perché prende il via domani il Sinodo dei Vescovi a loro dedicato. Al mattino la messa alle 10 in piazza San Pietro sarà presieduta dal Papa e trasmessa sul canale 15 di Telepace in diretta. Non ci sarà dunque l'udienza del mercoledì. Al pomeriggio l'apertura del Sinodo alle 16:30 sempre in diretta su Telepace. Un sacerdote della nostra diocesi, Don Federico Pichetto, missionario della Misericordia, seguirà in diretta l'apertura dell'Assise a partire dalle 13:30 su Radio in Blu e commenterà le interviste realizzate dai giovani in tutta Italia. Ma cosa rappresenta il Sinodo per i ragazzi di oggi? Lo abbiamo chiesto proprio a Don Pichetto. Qual è l'animo, quali sono i pensieri dei giovani in vista del Sinodo dei giovani che si terrà a Roma tra pochi giorni? Ma che ci sia un luogo che parli di loro, evidentemente a loro interessa molto, sono anche molto curiosi di comprendere che cosa si andrà a dire. Certo, quello che prevale tante volte è una grande attenzione a se stessi in senso proprio egoistico e quindi l'incapacità di vedere quello che si muove attorno a loro. Quindi è un momento così di grande attenzione per quello che si sta sviluppando, anche per quello che viene detto, ma anche di grande fragilità, di apertura, di difficoltà ad aprirsi a quello che è diverso da sé. Il Papa ha deciso quest'anno di incontrare appunto i giovani per ascoltarli e conoscerli. Quali sono i loro desideri o i loro pensieri? Io credo che la grande domanda di questo tempo sia proprio se esiste una strada per essere felici, se esiste qual è, com'è. Come è fatta, come si percorre, com'è possibile che il cristianesimo diventi una strada ancora percorribile e significativa per me, per la mia vita, per me che sono così oggi nel 2018 un giovane di 14, 15, 18, 20 anni. È possibile che ci sia una strada di bene per me? Questa è la grande questione che la Chiesa, ma anche i ragazzi si aspettano, cioè capire se esiste una possibilità di bene, di felicità per questa mia vita così com'è. Nel giorno della festa degli angeli custodi, il Papa ha dedicato loro la messa ai 25 anni di vita di una religiosa di una suora presente alla celebrazione mattutina in Santa Marta. Francesco, prendendo spunto dalle letture, ha esaltato il ruolo dei protettori che Dio ci affianca, gli angeli, compagni, custodi, bussole sulla strada della nostra vita e porte aperte verso Dio. Sentiamo. Nella strada della vita il Signore pone al nostro fianco dei protettori, dei compagni, delle bussole che ci spronano a camminare, ci guidano a non sbagliare e a non disperderci. Sono gli angeli custodi, a cui Francesco, nel giorno della loro festa, dedica l'omelia della messa a casa Santa Marta e dal Signore il Papa invoca la grazia di capire questo mistero della custodia dell'angelo che, fa notare, arriva a guidarci fino a Dio. Il nostro angelo non solo è con noi, ma vede Dio Padre, è in rapporto con Lui, è il ponte quotidiano dall'ora che ci alziamo all'ora che andiamo a letto la notte, che ci accompagna e è in rapporto col Padre noi. L'angelo è la porta quotidiana alla trascendenza, all'incontro con il Padre, cioè l'angelo che mi aiuta ad andare per la strada è perché guarda il Padre e sa qual è la strada. Le suore Clarisse di Levi celebrano con solennità la memoria di San Francesco d'Assisi. Domani, mercoledì 3 ottobre, al monastero di Santa Chiara, alle 20:45, si terrà la veglia di preghiera in ricordo della nascita al cielo del Santo. Giovedì, festa del patrono d'Italia, alle 8:30 la Santa Messa e alle 18:30 i Vespri.
E con la nascita della nuova provincia italiana, Madre Caterina Podestà a Chiavari riprende da dove era partito il cammino delle suore figlie di Maria Santissima dell'Orto, popolarmente conosciute come suore Giannelline. Il percorso non si è mai interrotto, ma ora l'ordine religioso sta vivendo un momento di profondo rinnovamento e rivitalizzazione. Domenica scorsa, nei locali dell'istituto in Corso Colombo a Chiavari, il passaggio storico. Sentiamo. Erigo la provincia Madre Caterina Podestà, Chiavari, 30 settembre 2018. Una data storica che si affianca a quella del 3 aprile 1837, posa della prima pietra della casa madre delle figlie di Maria Santissima dell'Orto in Corso Colombo a Chiavari. Dopo 181 anni le suore Giannelline tornano da dove sono partite. Nostra missione, anche siamo sorelle di diverse lingue, di diverse nazionalità, hay una cosa in comune tra noi, la vivenza di un carisma di carità evangelica vigilante e la nostra vocazione che è un dono di Dio e la vivenza di questo carisma giannelliano, soprattutto di portare avanti l'aiuto della persona più bisognosa, del povero. La nuova madre provinciale sarà Suor Giovanna Petronio, chiamata a guidare la congregazione delle religiose in questo momento di passaggio e unificazione tra le due province di Genova e Roma. Unificare le due province sempre con l'intento di ascoltarci, di vivere il più possibile all'unisono, in modo che insomma diamo testimonianza proprio di unità nella Chiesa e nell'istituto. Momenti di commozione e gioia per le suore Giannelline chiavarese che in tutti questi anni hanno continuato ad operare in quella casa fondata dal Sant'Antonio Maria Gianelli. È una gioia grandissima, profonda, perché io vivo qui pensando a quando le mie consorelle sono partite di qui e come il Santo Fondatore da qui ci ha creato, dalla Madonna dell'Orto, figlia di Maria, e in questa casa ha messo lui la prima pietra, no? E qui è il centro vitale dell'istituto. Il vescovo durante la celebrazione dell'Eucaristia ha richiamato l'impronta materna che ogni religiosa porta con sé, una disponibilità che libera da ogni prospettiva di chiusura. Per le suore Giannelline in tutto il mondo il cammino prosegue, affidata al coraggio che il Santo Fondatore ha saputo imprimere loro. Lui sempre animò a ogni sorella, la prima e oggi con il suo pensiero, a avere questo coraggio e questa fiducia in Dio e nella Madonna. La politica amministrativa via libera dalla Giunta regionale alla modifica e alla riapertura dei termini per il bando di ammissione al corso triennale in medicina generale relativo agli anni 2018-2021, emanato nel maggio scorso. Come tutte le regioni, anche la Liguria, spiega l'assessore alla sanità Sonia Viale, si è adeguata alle indicazioni del Ministero che, a fronte di un incremento del numero di borse di studio disponibili, in totale 63, 22 in più rispetto allo scorso anno, ha chiesto di riaprire tutti i bandi regionali con il conseguente slittamento della data del concorso previsto per il 17 dicembre prossimo. A seguito della riapertura dei termini e dello slittamento della data del concorso, l'inizio del corso di formazione specifica in medicina generale è prevista a partire dal 2019. E nel 2019 si voterà per il rinnovo del Consiglio Comunale e del Sindaco di Rapallo. C'è già un primo candidato ufficiale in lizza. Si tratta di Alessandro Puggioni, che correrà per la Lega, che si presenterà da sola con il suo simbolo. Dopo la richiesta del Consiglio direttivo della sezione di Rapallo e il via libera da parte dei vertici liguri del Carroccio, l'ex assessore comunale alla sicurezza e alla viabilità, eletto in Regione nel 2015, ha accettato la sfida ed è ufficialmente in corsa per la tornata elettorale prevista per la primavera. Per approfondire i temi legati all'immigrazione, a Sestri Levante si è svolto l'incontro Confini e Racconti. Numerosi gli ospiti che hanno trattato il tema sotto diversi aspetti, dal viaggio sino ai percorsi di integrazione, confrontandosi e raccontando la loro esperienza sul campo. Siamo andati a vedere. Il tema delle migrazioni viene spesso affrontato di pancia, a volte senza cognizione di causa, con molta semplificazione e numeri il più delle volte non verificati. Ne è convinto Andy Nganso, medico di Cantù di 30 anni, originario del Camerun ma italiano di adozione, tra gli ospiti dell'incontro Confini e Racconti a Sestri Levante.
Ganso ha descritto un percorso ordinario di integrazione. Per raccontare un pochettino quello che è la migrazione oggi su un altro punto di vista, perché siamo ormai abituati a un racconto molto propagandistico della migrazione, quando invece ad oggi la migrazione rappresenta una delle arterie del mondo. Nell'occasione è stato proiettato il documentario girato da Ruben Lagattolla a bordo della nave Aquarius, dove ha raccontato la vita di bordo dei soccorritori e alcuni interventi in mare aperto. Quello che accade a bordo della nave Aquarius, quello che mostriamo qua, è soltanto un piccolo aspetto di tutto quello che è il contesto delle migrazioni intorno al Mediterraneo verso l'Europa. Speriamo poi magari di riuscire a far sorgere qualche dubbio tra le persone. L'incontro all'ex convento dell'Annunziata, patrocinato dal comune e da numerose associazioni, è stato promosso da un gruppo di amici per sensibilizzare il territorio sull'accoglienza dei migranti. Il nostro evento non ha uno scopo di tipo politico, ma semplicemente informativo. In un periodo in cui si specula molto sul tema delle migrazioni e dell'accoglienza, abbiamo invitato persone di esperienza che ci possano parlare di cosa realmente accade. Tra gli altri ospiti Andrea Torre, direttore del centro studi MEDI Migrazioni nel Mediterraneo, e Monica Napoli, giornalista di Sky TG24. La mia esperienza si concentra soprattutto su Ventimiglia e dunque sui rapporti tra Italia e Francia, e dunque sono stata invitata proprio per cercare di raccontare questo aspetto, che è un aspetto problematico per l'Europa, cercando appunto di poter raccontare ma anche dare un messaggio di solidarietà, perché in realtà quello che succede a Ventimiglia succede ancora oggi, non è ancora finito, ancora ci sono decine e decine di persone bloccate alla frontiera. Ancora la cronaca, 2 coniugi sono stati arrestati per usura ed estorsione dalla Guardia di Finanza di Genova. L'operazione questa mattina all'alba. La coppia di nazionalità ucraina applicava interessi fino al 120% e praticava abitualmente l'anatocismo, cioè produceva interessi da interessi già scaduti. Tra le vittime almeno 4, ma il dato in crescita, operai e manovali edili italiani e stranieri. Le richieste di denaro avvenivano via telefono e la coppia si avvaleva spesso del figlio 13enne, il quale già da alcuni anni veniva usato sia per contattare le vittime che per minacciarle indirettamente, nonché per andare a ritirare il denaro. La casa degli arrestati a Genova Pegli è stata perquisita, sono stati sequestrati documenti falsi, pistole e munizioni. Le vediamo in foto. Il figlio di 13 anni e un altro di 8 sono stati affidati ai servizi sociali. Ed è stato individuato e denunciato il responsabile del furto di un portafogli all'interno di un'auto avvenuto lo scorso 28 settembre a Santa Margherita Ligure. Si tratta di un 50enne originario della provincia di Bari, già conosciuto alle forze dell'ordine. L'uomo nell'occasione aveva sottratto una somma di 200 euro ad un 45enne residente a La Spezia. La rifurtiva al momento non è stata ancora recuperata. Si è spento all'ospedale di Chiavari Giuseppe Bacigalupo, soprannominato Bonci, persona molto conosciuta a Lavagna. L'uomo era da qualche tempo affetto da grave malattia. Bacigalupo, 58 anni, era apprezzato per la sua professione di artigiano decoratore, da tempo stesso anche per il suo impegno nel mondo dello sport e del volontariato. Era un componente attivo del gruppo Sestieri di Lavagna, aveva indossato i panni del conte Opizzo Fieschi nella manifestazione del 2010. Lascia la moglie Mila, la figlia Mirea, i fratelli, i familiari e i tanti amici e conoscenti. La salma è composta nella camera mortuaria dell'ospedale di Chiavari, dove resterà sino a domani alle 15, prima della sua sepoltura. I parchi dell'Antola e dell'Aveto riceveranno fondi nell'ambito del progetto Smart Destination finanziato dal programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020. Oggi e domani a Genova si sta tenendo un meeting sul tema. Il budget è di 304.000 euro. Il progetto ha l'obiettivo di promuovere il turismo dell'entroterra ligure con l'uso di strumenti innovativi e nuove tecnologie. 2 i siti pilota scelti in Liguria. 60.000 euro andranno al Parco dell'Antola per lavori di rifacimento della cupola dell'osservatorio. 12.000 andranno al Parco dell'Aveto per un intervento all'abbazia di Borzone. Adesso uno sguardo alla nostra agenda degli appuntamenti per vedere le iniziative in programma per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per mercoledì 3 ottobre. Come ogni settimana è possibile visitare il Museo Diocesano di Arte Sacra dalle 10 alle 12 in piazza Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. Proseguono le mostre di fotografia a Sestri Levante.
Inseminazione e mitologia quotidiana in via dei Doganieri sono visitabili dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16 alle 19. Invece, momenti estoni e incontro a Palazzo Fasce sono visitabili dalle 10:30 alle 13 e dalle 14 alle 17. In occasione dei festeggiamenti della Madonna del Rosario, alle 21 nella chiesa di Santa Sabina a Trigoso ci sarà un incontro con Luca Manfredini, direttore de Il Guscio dei Bimbi Chiara Luce Badano, sul tema cure palliative pediatriche dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova. E l'Osservatorio Meteorologico Agrario e Geologico Raffaelli di Casazza Ligure organizza il secondo corso base di meteorologia e idrologia. È aperto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi alla materia anche per semplice passione. Le lezioni saranno in tutto 9 di teoria, 2 da 2 ore ogni martedì e giovedì dalle 19:45 alle 21:45. Seguiranno 3 lezioni pratiche con uscite sul territorio. Al termine sarà assegnato un attestato con voto previo superamento dell'esame scritto e orale. Le iscrizioni si ricevono sino a domani all'Osservatorio Raffaelli, contattabile al 349 5127 595 o inviando una mail all'indirizzo osservatorioraffaelli1883@gmail.com. E stiamo così allo sport. Anche le squadre di Serie A1 di pallanuoto del Tigullio, la Prorecco per il campionato maschile e il Rapallo per quello femminile sono pronti a scendere in vasca per la nuova stagione al via il prossimo 13 ottobre. La presentazione ufficiale dei nuovi campionati non si è svolta come di consueto al Foro Italico di Roma, bensì a Genova, un segno di testimonianza per stare vicino al capoluogo ferito dal crollo del Ponte Morandi. Sentiamo. Saranno dedicati al capoluogo ligure ferito il 14 agosto dal crollo del Ponte Morandi i campionati di Serie A1 2018-2019 maschile e femminile di pallanuoto. L'edizione numero 100 della Serie A1 maschile e 35 della femminile prenderanno il via sabato 13 ottobre e vedranno impegnate ben 4 formazioni liguri per gli uomini, la Prorecco, campione in carica, il Bogliasco che li sfiderà proprio alla prima giornata, la Rarinantes Savona e la neopromossa quinto e nel femminile ai nastri di partenza invece il Rapallo e il Bogliasco. Ringraziamo la Federazione Italiana Nuoto e il Presidente Barelli per aver portato questa presentazione nel nostro capoluogo, nella nostra città, che ha sempre più necessità di attenzione da parte del governo centrale ma anche delle federazioni nazionali del CONI. Questa particolare attenzione ci onora, sappiamo che Genova e la Liguria ha dei grandi club, delle società che hanno vinto molti scudetti, su 100 campionati 55 sono targati Liguria, quindi abbiamo una grande tradizione pallanuotistica, grandi società, quindi siamo onorati di essere qui oggi a questa presentazione. Se l'avvio ufficiale della stagione viene dato con la sfida tra il Settebello e una selezione dello Star nella vasca della Sciorba a Genova, sul fronte della solidarietà non mancano anche le iniziative concrete per gli sfollati, con la donazione di abbonamenti e la possibilità di accedere gratuitamente ad alcune società sportive cittadine e per seguire i corsi delle scuole nuoto federali. Il fatto che oggi siano tutti qua a testimoniarci la loro vicinanza credo sia un gesto d'affetto molto ben accolto dalla città di Genova, ma anche la dimostrazione di quale attenzione e quale amore circonda Genova in questo momento di difficoltà. Quindi grazie a tutti, ai campioni che giocheranno, al Presidente Barelli che ha voluto essere qui, alla Federazione Sportiva e anche tutti gli altri imprenditori, cittadini comuni che in queste settimane ci hanno dimostrato vicinanza con gesti concreti di affetto. Con lo sport si conclude questa edizione di Tigullio Oggi. L'informazione torna domani alle 7:30 con il buongiorno di Teleradio Pace insieme a Marco Revello e alle 12:45 con la prima edizione del TG13. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.